Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, andiamo un po' a vedere cosa possiamo fare oggi. Come la GP è molto alta e godo. Non abbiamo un cazzo, non abbiamo. Bene, aspetta un attimo. Allora, quelli in corso sono questi. Allora, le attività. Ok, questo lo facciamo. Aumentiamo la destrezza. E qua non possiamo fare più un cacchio. Adesso abbiamo il Giappone, gara insidiosa. Ok. Qua non ce la facciamo, siamo sempre primi. Però ci facciamo un motore così non ci dimentichiamo del motore. Abbiamo un 43%, 29, 26. Resistenza, un cazzo, bene. Va bene. 1 di 19 fa perfetto. La Racing Point torna sopra di noi. Che balle. Buono raga, andiamo in Giappone, ci vediamo dopo le qualifying session. Siamo in diretta oggi dalla prefettura di Mie, nel sud dell'isola del Giappone. Ci aspetta un circuito che ha visto piloti aggiudicarsi il titolo grazie a una vittoria qui. Per alcuni è stato semplice, per altri più difficile, ma il Gran Premio del Giappone ha soltanto che goduto di queste vittorie, rendendolo ormai un appuntamento immancabile nella stagione di Formula 1. 18 curve, 10 a destra e 8 a sinistra, compongono la forma 8 dell'incredibile circuito di Suzuka per un giro da 5 km e 8. Qui la velocità media è piuttosto elevata. Se resta asciutto potremo arrivare anche ai 220 orari. A condividere con noi le emozioni della gara di oggi c'è Luca Filippi. Grazie per essere qui Luca. Come vedi la gara di oggi e quali sono le condizioni del circuito? Mi sembra faccia piuttosto freddo, per cui sarà difficile mantenere le gomme alla temperatura ideale per ottenere la massima aderenza. Quando la pista è fredda si fatica a tenere alta la temperatura delle gomme e questo naturalmente riduce il grip e può portare a commettere errori. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Quindi il resto della griglia: Leclerc, Ricciardo, Sebastian Vettel e Albon, Sainz, Perez, Norris e Lance Stroll, Schumacher, Gasly, Kevin Magnussen e Verstappen. Inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Giovinazzi, Ocon, Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. Russell, Latifi, l'uomo della pioggia. Infine, Raga, Dani disastroso, Kvyat sulla neanche un griglia. tempo. Pioggia Chissà chi battente in qualifica. questi talentuosi Ho piloti sbattuto e sono uscito, non ho fatto neanche un giro in qualifica, veramente pazzesco. L'ultima volta hai portato a casa il podio, vediamo se riesci a rifarlo. È pazzesco come veramente cioè, cambio purtroppo. Non siamo. Aspetta, oh. Purtroppo siamo troppo discontinui, ragazzi. Ok, mettiamo così, proviamo. Non garantisco niente, ragazzi, ma cioè, partire ultimi. Comunque le prove libere non sono state meravigliose. Sarà difficile, ragazzi, fare un bel risultato, ma d'altronde lo sapete, il Come è così. Può passare da grandi imprese a sconcertanti battute d'arresto. Tisi scume, raga, tisi scume. Vabbè, andiamo. Sarà una partenza abbastanza dura, abbiamo anche le hard, quindi cerchiamo di non ritirarci, ecco, intanto, sarebbe già qualcosa. Ok.
Buono, adesso stiamo tranquilli. Ottima partenza. Qualche posizione recuperata, ma zio Ken. Guarda come ti tamponano, guarda che roba! Dai però. Basta cazzo. Ok, è un buon inizio. È un buon Continua così. inizio. Attento. Niente, lasciamo perdere che è meglio. Total disaster però. Ma guarda che mi butta fuori, è incredibile, eh. È incredibile. 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 Non capisco perché tutti sti problemi, sinceramente, qui in Japan. Beh, l'incidente in qualifica è colpa mia. Però neanche in prova libera dominavo. Troppo discontinuo, non possiamo passare da un terzo posto a un disastro del genere. C'è ancora troppo da fare. Ma non può andarsene Ocon però. Con tutto il rispetto, dai. E ho rischiato anche il ritiro per quel deficiente di Russell. Abbiamo bisogno del finimondo per recuperare. C'è bisogno del finimondo. No, di ste stronzate, Come, basta. Ancora. Mamma, ma non puoi superarmi, no. C'è tensione qui in Giappone. Non riusciamo a riprendere neanche Ocon. Hai fatto un Gran Premio del Giappone così ridicolo, mamma mia. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle Giriamo zone lentissimi. DRS quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Bisogna sperare nel bagarotto. Altrimenti ciao. Sì, sto perdendo anche da Ocon. Forse a sto punto ho sbagliato anche le gomme, mi viene da pensare, perché forse sono le gomme meno indicate qui in Japan. Passo più spesso, c'è molta energia da usare. Serve il bagarotto però. E anche velocemente. La sosta è prevista tra il 17° e il 21° giro. Ma con queste gomme sto perdendo veramente troppo. Eccola là. Ma porca puttana! Stai bene? Dimmi che sei tutto intero. Quarto ritiro stagionale. Niente, o quando la macchina non c'è niente da fare. Prestazione. I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che Vince definirei Gigi. fenomenale. Ancora una Doppietta volta Mercedes, vittoria Gigi, spetta vincere il per mondiale, c'è poco da fare.
Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Niente Mick, Fantastico niente. risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Un disastro oggi. Vediamo come siamo messi qua. Sta vincendo Carlos Sainz purtroppo. Non prendiamo neanche il suo, mamma mia, che disastro. Sbagliate le gomme, poi però loro ti vengono addosso, però che palle. Ok. Ok. Perfetto. E questo, ok. Cerca e sviluppo, non ho guadagnato niente praticamente. Ma per carità questo, ma vediamo qua se posso fare qualcosa. Facciamo l'aerodinamica che è importante. Vai. Ok. Vai gli eventi. Facciamo l'evento. Ah, mamma mia, che pippone. Ma niente, proprio ho già capito in qualifica che la gara non andava. Cioè, io comunque noto sta cosa che su ferma ci sono delle. È una cosa bella questa, che comunque ci sono dei tracciati dove la macchina va molto meno. Secondo me è proprio come nella realtà ci sono dei tracciati dove la monoposto è più a suo agio e tracciati dove invece è meno a suo agio. Cioè io la vedo così sinceramente. Guarda, è impossibile che insomma, il Giappone non sia mai andato male. Inseguimento. Russia. Oh, che figa. Sono con la Renault di Fernando Alfonso. Vai. Queste erano Formula 1. Non quelle merde di adesso. Vediamo di riuscire a prenderli in tempo rapido. Senti che sound. Qua abbiamo fatto un terzo posto. La macchina è molto diversa, eh? Catroia. Che bella però. Una delle livree più belle secondo me questa. Attenzione qua. Ok. Non sarà facile. Ok. Incredibile, dai, consoliamoci così. Ma la tristezza è tantissima. È devastante, oserei dire. Eh, 10 secondi abbiamo da ITA a TE. Ce la faremo a prenderlo in 2 giri? Boh. Sono molto convinto, eh. Ho recuperato 2 secondi. Sari.
Il deserto del Sahara abbiamo contro, raga. Ok. Però abbiamo ancora 7 lunghissimi secondi, raga. Vabbè, no, vabbè, ascolta che spara, coglioni. Almeno queste lasciatevelo perché... Ok. Che rabbia però, che rabbia. 6 secondi e 8, la vedo difficile, eh? Dai, Vecious. Abbiamo recuperato circa 5 secondi in un giro. Ne abbiamo circa 5, potremo farcela per il rotto della cuffia. Io non sono così convinto, ma vabbè. Vediamo. Dobbiamo dare tutto adesso. Lungo, lungo. Vabbè, Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. dai, che sono un po' più permissivi nelle invitational. Dobbiamo dare tutto. Dai. Vedo che sono diversissime le monoposto, eh. Hanno fatto un buon lavoro, devo dire. Molto, mi piacciono di più queste però, ovviamente, da nostalgico. Manca un secondo, abbiamo di distacco. Dai, spingi il catorcio. Ok, Beppe. Dai che arriva un po' di fama. Visto che c'è stato il ritiro. Ogni tanto facciamole in diretta. Vai. Winner di Fernando Alfonso. Bella, bella. Ok, arrivano anche bei soldini che ci compriamo un orologino. 4 gare mancano, mamma mia. E non siamo neanche ad agosto. Dai, dai, adesso vediamo se arriva qualche pezzo. Speriamo non cambi il regolamento come al primo anno. Ok, 4 spot. Siamo messi bene. Ok, mix sta crescendo. Buono. Manca. Ok. Potenza motore e usura gomme, però ci siamo. Qua ricerca e strutture. Vorrei fare prima, costano tanto però. Vabbè, io direi di aspettare. Sostituzione cambio sì. Ok, l'ultima sostituzione per quest'anno. E andiamo in un tracciato che mi piace. Dopo lo schifo di Suzuka, mamma mia. Ci abbiamo Suzuka.
Interlagos, Messico, Interlagos e Abu Dhabi. Sulla carta comunque tutte gare non sfavorevoli, ecco. Anche su Zucca doveva essere invece disastro assoluto. Adesso ci facciamo qua la... Vediamo il tempo. Ok. 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 E ok. Vai, andiamo a fare le prove libere. Delusione atroce in casa Kuma. Raccoglieremo degli altri dati durante questa sessione. Nulla di cui preoccuparti, ma vogliamo solo confermare sul campo. Va bene. Ok, siamo ad Austin. Ok, il tuo obiettivo è attraversare il maggior numero di porte in curva il più rapidamente e precisamente possibile. In bocca al lupo là fuori. Grazie, caro. Mi sento il rumore della macchina un po' problematico. Mamma mia. Il motore non c'è più, il motore non c'è più. Ah, aspetta. Un coglione. Fiori, mamma mia, sì, per le prove libere capite perché è importante avere questa cosa qua, perché mi spacco i coglioni. Mi spacco veramente i maroni in libera. Quindi ve lo consiglio anche voi in prova libera, comunque usateli flash. Dopo qualifica e gara no, perché è brutto, però in prova libera se no diventa eterno, perché sono lunghette. Tutti diciamo le prove non sono poche, Zona DRS in vista, preparati ad aprirlo. Puoi controllare la distanza sul DMF. Anche la monoposto c'è. Faremo grandi cose qui ad Austin, me lo sento. Si sarà arriscato dopo il Japan. Comunque Gigi, dopo un inizio disastroso, è pronto a vincere il mondiale dell'era Kume. Mick dopo una buona qualifica 11esimo, però è arrivato 15esimo, quindi male Mick, male. Però un podio l'ha fatto anche lui, cosa possiamo dirgli al buon Mick? Cosa possiamo dire a Mick? Niente, è un grande Mick. Lo vogliamo tirare su bene Mick, diventerà un campioncino Mick. Buono, vai. Ottimo lavoro, ci sei. Ora... Ok raga. Scusate. Un saluto dal commendatore veneziano, ci becchiamo dopo le qualifiche di Austin e prevedo cose impredibili. Impredibili, non incredibili. Ciao raga, ciao.